Dottore Renato Rametta, giovedì sera presso l'Aula Consiliare della Provincia un'interessante iniziativa per ricordare l'onorevole Mongiovì. L'onorevole Mongiovì, come sapete, era mio suocero e per me era un secondo padre. Mongiovì è stato una persona che si è dedicata alla politica, alle istituzioni, allo sport, è stato sempre un uomo di alta cultura amministrativa, punto di riferimento perché moltissimi hanno avuto in lui colui che poteva risolvere le deliberazioni, poteva dare un consiglio per gli amministratori, i sindaci, gli assessori. E nella politica è stato prima molto vicino all'onorevole Luigi Giglia e alla sua morte si è molto avvicinato a Piersanti Mattarella e poi a Sergio Mattarella. Dal punto di vista delle istituzioni è stato molto importante la sua attività perché è stato tra coloro che hanno scritto la legge 9 dell'86 delle province, che sin da allora si chiamavano come si chiamano ora, liberi consorzi dei comuni. È stato un uomo che si è dedicato pure allo sport, essendo stato per diversi anni presidente dell'Agragas e portando la squadra dalla serie dilettante alla serie C ed ha sfiorato nel 62-63 la promozione in serie B. È stato un uomo molto religioso e io a posteriori, dopo la sua morte, ho scoperto che ogni anno versava alle associazioni sia cattoliche che laiche diverse migliaia di euro annualmente. Professor Enzo Di Natali, anche lei tra gli organizzatori di questa manifestazione in ricordo dell'onorevole Mongiovì. Abbiamo inviato manifesti a tutta la provincia, a tutti gli istituti, alle comunità ecclesiali, alle parrocchie e a distanza di tempo dalla scomparsa dell'onorevole Michele Mongiovì e dalla scena politica, quello che ci ha sorpreso è questo. Tanti ricordano ancora l'onorevole Michele Mongiovì. Questo cosa significa? Significa che Michele Mongiovì ha lavorato bene, significa che Michele Mongiovì ha dato tanto a questa nostra provincia. Michele Mongiovì per cui non può passare inosservato. Ma perché noi stiamo proponendo queste figure? Perché quest'anno ricorre il primo centenario del Partito Popolare Italiano e della Democrazia Cristiana. E oggi, più di ieri, oggi soprattutto, la politica ha bisogno di uomini di grande spessore culturale. Non si può fare politica se non ci sia un'adeguata formazione culturale, senza una competenza nella cultura, perché uomini come Michele Mongiovì hanno guardato le future generazioni, hanno costruito. Michele Mongiovì ha dato tanti, migliaia posti di lavoro. E dunque è un annunzio che noi vogliamo dare dicendo che ricordando queste figure del passato noi traiamo oggi quella linfa per costruire una politica di grande respiro per oggi e per domani.